prima di questo intervento 60.000 euro del proprio bilancio perché aveva alcuni casi che erano particolarmente in difficoltà. E devo dire, vedete, a volte dico, ma scusate, invece di fare un bando anche voi, se avete 60.000 di euro a disposizione, in Veneto ci sono 600 comuni, se ogni comune mettesse 50.000 euro, parliamo di 30 milioni di euro, più 14, 44 milioni di euro. Allora l'idea è dall'anno prossimo, da chiuso questo bando, di fare l'elenco a Legnago quante domande ci sono state, a Villafranca, a Verona, nei vari comuni, ed eventualmente mettere altri fondi come regione sul prossimo esercizio finanziario, perché se i 14 milioni di euro non bastano, in quota parte uguale a quello che metterà il comune. Perché anche qui, giusto per capirci, c'è un problema sociale, vogliamo intervenire. Né più né meno quello che facciamo col fondo sostegno affitti. Anche il fondo sostegno affitti è proporzionale a una certa quota al cofinanziamento che ci mette anche il comune. Io credo che questo sarebbe un meccanismo importante che darebbe nel prossimo anno, credo, la risposta a tutti coloro che presenteranno domande che hanno questo tipo di problema. Voi pensate, socialmente, in un momento di crisi economica come questa, cosa può voler dire azzerare per un grandissimo numero di famiglie che corrono il rischio non solo di non riuscire a pagare il mutuo e di andare in grave difficoltà, ma di vedersi portare via anche il risparmio, perché poi se non si paga la banca pignora. Quindi è uno strumento molto flessibile e che si presta anche, ripeto, a essere adeguato nelle prossime settimane. Per questo è molto importante che i comuni ci diano una mano a fare una grande pubblicità, perché poi è evidente che i semplici cittadini non leggono il bollettino ufficiale della Regione del Veneto per sapere che c'è questa opportunità. Abbiamo informato gli istituti di credito che hanno interesse, evidentemente si mette in modo questo meccanismo. Abbiamo mandato una lettera a tutti i comuni pregandoli di mettere a disposizione i loro uffici almeno per scaricare la modulistica, dare le informazioni su come è possibile presentare domande. Chiudo, questo non è niente di originale, voglio dire, è una cosa che abbiamo già fatto anche altre volte. C'è anche aperto contemporaneamente, scade il 20, un bando per cittadini italiani residenti del Veneto o nuclei familiari con minori a carico, giovani coppie che intendono acquistare, costruire la prima abitazione oppure fare il recupero della prima casa, cioè hanno una casa in cui necessita ristrutturazione e lavori per poter essere utilizzata, possono accedere a questo tipo di contributo. Ripeto, questo è simile a qualcosa che abbiamo già fatto anche altri anni, però sono soldi, sempre ripeto, in più. Io avrei anche concluso, grazie naturalmente per l'attenzione, spero di non aver fatto troppa confusione, ma evidentemente per tutte le notizie tecniche appoggiatevi o ai CAF o ai comuni o anche ai nostri rappresentanti per quanto possiamo fare, anche perché poi appunto anch'io più di tanto non sono in grado di darvi informazioni specifiche, soprattutto su cose difficilissime, su cos'è l'ISE, su come lo si calcola, eccetera. Ripeto, tutti i comuni sono attrezzati perché già normalmente fanno queste cose per tutta una serie di altre pratiche. Chiudo con una cosa che può essere interessante e utile da sapere. Stiamo chiudendo come Regione del Veneto un accordo quadro con la Guardia di Finanza sulle verifiche di tutto il settore della casa in Veneto, perché credo che soprattutto quando si parla di povera gente,
che ci siano dei furbi che tolgono il pane di bocca a chi veramente ne ha bisogno, e siccome lo si sente dire spesso, e siccome i comuni, ma anche la regione, non hanno istituzionalmente gli strumenti per poter fare i controlli. Perché? Perché io tanti anni fa ancora ho fatto per un anno o due presidente dell'ASEC e ovviamente c'era il furbo, perché è tipico, reddito zero, macchina grossa, cellulare e quant'altro. Abbiamo fatto i controlli come comune, abbiamo rilevato che avevo un reddito superiore eccetera, abbiamo fatto lo sfratto e poi il TAR naturalmente ci ha detto che non potevamo farlo perché il comune può solamente verificare quei tributi di propria competenza, cioè l'unica verifica che può fare il comune era l'ICI, metri quadrati, le immondizie, queste cose. Non aveva la possibilità, in nessun ente pubblico, la possibilità di entrare nella determinazione del reddito, se no l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Allora stiamo chiudendo questo accordo quadro con la Guardia di Finanza, in cui ci metteranno a disposizione specificatamente per il controllo sia dei contributi che noi eroghiamo, sia di coloro che pagano degli affitti molto ridotti in funzione del loro reddito. Giustamente faremo un'attività di controllo al tappeto perché credo che non ci sia niente di più ingiusto che chi fa il furbo soprattutto su queste cose. Grazie. Bene, ringrazio Massimo. Ricordo che c'è a disposizione di quanti volessero un certo numero di cartelline già pronte con le copie della documentazione atta a fare le domande entro il 20 di dicembre, vi ricordo, non c'è molto tempo, quindi coloro che sono interessati vengono pure a prendere. Se restate senza, lasciate l'indirizzo che provvederemo a mandarvi a casa. Grazie Massimo, come dicevo, ha messo molte cose sotto l'obiettivo, quindi se qualcuno di voi vuole fare delle domande, nei limiti possibili, un po' di tempo ancora ce lo dedica, ma se no rispondiamo. Il bando è specifico rivolto alle giovani coppie, quindi chi è singolo non è più né giovane né coppia non può. Ci sono altre forme di intervento che sono i contributi, comunque ci saranno prossimamente per l'acquisto prima casa, indipendentemente, voglio dire, da quella che è la condizione. Questa è una misura specifica mirata alle famiglie.